Buon pomeriggio e benvenuti dal campo sportivo Concadoro di Monreale. Benvenuti alla seconda giornata di Juniores Regionale Under 19, Girone A. Eccolo qui l'ingresso in campo delle squadre. Da un lato il CUS Palermo, formazione padrone di casa in maglia bianca, contro San Ciro e Giorgio in maglia verde. Partita che comincia con qualche minuto di ritardo, circa una mezz'oretta di ritardo. Eccolo qui l'ingresso in campo delle squadre. Le squadre possono schierarsi così. Eli TV, la voce del campo. Eli TV, la voce del campo. Su YouTube. Che mazzone dai che va trasmettere? Eli TV, la voce del campo. Qui ingressi in campo, saluto tra le due squadre, saluto con l'arbitro, pronti per arrivare alle panchine e siamo ufficialmente pronti per assistere a questa seconda giornata di Juniores Under 19. Io sono Filippo Alongi e anche oggi vi terrò compagnia sempre nei nostri canali di trasmissione LTV, la voce del campo. Non vuota la panchina del San Ciro e Giorgio, un po' inusuale, ma tutti tornano nelle proprie panchine. Il CUS che viene da una vittoria con 8 gol di scarto settimana scorsa durante la prima giornata, quindi 3 punti in favore del CUS Palermo, mentre ancora 0 punti, non è riuscito a trovare punteggio nella prima giornata San Ciro e Giorgio con una sconfitta per 3-0 in casa contro il Bagheria. Vedremo come si evolverà questa gara. Tanto primo pallone che sarà toccato per la formazione ospite, pronto a mettere in gioco per la prima volta Leale in maglia numero 9. Aspetta, allora Eli TV, La voce del campo. Su YouTube. Eli TV. YouTube. Sì. La stessa della diretta di Sofia. La stessa diretta di Sofia. No, beh, è di loro, cioè verdi e bianchi. Noi siamo i bianchi, non siamo i verdi, va bene? Diciamo Esagerato, capace 4 se ne va. 4 anni va. Ci siamo, attendiamo il fischio inizio da parte del direttore di gara, al completo lo staff, la dirigenza del CUS Palermo delle panchine. Mentre si sta ricomponendo piano piano anche la panchina dell'oratorio San Ciro e Giorgio. Ancora fischio d'inizio che tarda ad arrivare. Diciamo che un po' di ritardo c'è. 35 minuti di ritardo dal fischio iniziale. Mentre occhio qui della distinta, ora davanti a noi vedo un ex del CUS Palermo, ragazzo cresciuto dalle giovanili fino anche a esordire in prima squadra. Qui con il numero 20 è Ruvolo, Mattia Ruvolo, vecchio volto del CUS Palermo. Oggi lo incontriamo qui all'oratorio San Ciro e Giorgio e si può giocare. Inizia ufficialmente il primo tempo di questa gara con la formazione ospite che gestisce, ma dura poco il nuovo possesso. Poi in avanti vorrebbe indirizzare pressione così Mineo, che presa per il portiere. Mineo veloce sul portiere, costringe l'errore dell'avversario, arriva buono qui il primo recupero palla da parte del CUS, che gioca sul lato di sinistra con questa rimessa laterale. De Luca lascerà battere al compagno. Sciacca con le mani, gioca dentro l'area, palla che rimbalza, resta al limite, vorrebbe ritrovarla, il CUS lo fa bene. Palla con tre piedi di Raccugna, non gira, va in avanti, ancora un po' di incertezza per il possesso, poi c'è una deviazione con un braccio, la direzione della formazione avversaria, occhio a quella imbucata, dritta per dritta verso De Luca, non riesce ad arrivare, prima di lui c'è il portiere, De Guardi allontana, allunga via, un'altra rimessa con le mani che sarà battuta ancora da Sciacca, già battuta, giocata veloce, tentato un altro cross, Sciacca va sul difensore avversario, calcio d'angolo per l'oratorio San Ciro e Giorgio. Noi concentriamoci all'interno dell'area di rigore mentre si prepara Samuele Carrozza alla bandierina per rimetterla in gioco e cercare l'aria.
cross in mezzo di Carrozza verso il secondo palo, trova la deviazione di testa di uno dei compagni ma non riesce a indirizzarla verso la porta. Poi c'è un fallo in attacco, fallo commesso per condotta pericolosa, calcio di punizione all'interno dell'area di rigore per la squadra ospite, fallo commesso da Riccardo Arena, ma il numero 7 del CUS. Lancio lungo oltre la metà campo, controllo errato, può ritrovarla così il CUS Palermo, non dura molto. Ruvolo in pressione, alla meglio il capitano del CUS che va in avanti con Alessio Barone cercando il riferimento più offensivo da Mineo, non lo trovo, la ripartenza, va in avanti l'Oratorio San Giorgio che cerca di portare, va giù, non c'è niente, e andare a terra Leale con un contrasto regolare di gioco giudicato al direttore di gara. Mineo deve lottare contro Prestia, ancora si gioca 3-2, palla che rimbalza poi tra i piedi di Federico Raccuglia, apertura sul lato di destra. Ricomincia da dietro, giro palla CUS, non vuole rischiare, bene qui chiusa la triangolazione, continua a portare, palla sporcata, la ritrova il CUS Palermo dopo una deviazione verde e quindi Capitan Barone che ricomincia da Touré vede chi servire, gioca corto, palla un po' debole, occhio si prende un rischio, Barone riesce a rimediare, si scusa il portiere, ancora palla CUS, ancora palla bianca, incaricato qui di non forzare la giocata e continuare col fraseggio. Sciacca lungo linea, palla verso De Luca, all'uomo alle spalle, vede il movimento di Mineo, lo cerca, Mineo passa con lo strappo, Mineo contro il solito Prestia, già si preannuncia il duello della gara, va in mezzo Mineo, troppo lungo il secondo palo, palla verso Schiera che la rimette in mezzo, contro il cross, non trova De Luca, nemmeno l'arrivo di Mineo, buona la copertura dell'Oratorio San Giorgio Ciro che ritrova così la palla tra i piedi cercando di gestirla, Sciacca ancora, palla che torna in mezzo al campo, ancora servito sul lato, deviazione verde, sarà rimessa la tale per i padroni di casa mentre sale Francesco Schiera per andare a metterla in gioco con le mani. Schiera vorrebbe Mineo, c'è stata una trattenuta, invece no, un errore nell'esecuzione di questa rimessa laterale. Sembra essere così, vediamo se l'arbitro lo conferma il cambio della battuta, vediamo. Eh sì, esecuzione scorretta, la rimessa laterale di Schiera, sarà cambio, rimessa con le mani per l'Oratorio San Ciro Giorgio. E gioca sempre sul lato con questa rimessa lunga, cercato Ruvolo, controlla, si gira, vuole andare, Ruvolo in buca, palla buona per la corsa dei compagni, deve correre qui Barone che va in scivolata dritto qui sulla palla, non è Barone ma perdonatemi, Andrea Gazziano. Veramente scivolata dritto sulla palla, ruvido ma regolare, rimessa laterale per la squadra ospite. Ora Barone contiene l'avversario, deve mandarla via, sbraccia un poco, tutto regolare, si continua a giocare con poi un fallo successivo, un fallo di mano all'interno dell'area, permette all'arbitro di fermare il gioco per assegnare questo calcio di punizione. Giocata corta dentro l'aria, Raccuglia ricomincia dietro la Capitan Barone, palla dentro l'aria, occhio al rischio, non ci sta, Gazziano preferisce non rischiare e la manda via più che può, ma la ritrova così l'Oratorio San Ciro Giorgio che ricomincia da dietro, Prestia, palla in mezzo al campo, deve lottare Perrone, la tiene tra i piedi, appoggia e lancio, Ruvolo contenuto da Sciacca, la ritrova così il CUS che ora gestisce ancora ricominciando dal suo capitano, Barone dietro al portiere, Touré, si apre il CUS Palermo, può giocare sull'ampiezza, infatti viene cercato proprio De Luca all'altezza della metà campo ma sul lato, De Luca si abbraccia in avanti, De Luca può correre, lo insegue alle spalle all'avversario, la cattuta, cerca di controllare ma non riesce, De Luca sterza palla verso Mineo, non può gestire, resta però ancora dentro la palla, ancora per il CUS Palermo, ancora per Sciacca. Arena, poi Carrozza e ora Francesco Schiera che gioca ancora lungo linea trovando il compagno Gazziano. Resta lì, cross in mezzo, rasoterra, non trova nessuno nei suoi, soltanto Prestia che non se la sente di rischiare, non se la sente di gestire questa palla all'interno dell'area, spazza, manda via in calcio d'angolo per il CUS Palermo, la prima occasione della bandina, anzi la seconda occasione della bandina della gara, questa volta dal lato di destra, lato opposto a noi. Battuta corta
chiamata dello schema. È quello che arriva il cross basso, non riesce a prendere altezza. Ok, resta solo Ruvolo in avanti, controlla, si gira, salta il primo, poi si allunga un po' troppo, ma ci crede ancora Mattia Ruvolo, mentre ne ha 3 di sopra nonostante la sua stazza non tra i giganti di questa squadra. Che ora sale in avanti ancora, Amodeo cerca il tiro, è larga la conclusione, il rinvio dal fondo per Ture, rinvio dal fondo per il Cus. Quando siamo al minuto numero 6:40 del primo tempo, ricordo chiaramente saranno 2 tempi da 45 minuti. Giocata lungolinea, tolta, spazzata, poi ritorna da Malang Touré, che apre sul lato per la corsa di Sciacca, deve faticare per entrare in campo e ci riesce. Gioca la De Luca, cerca di far salire, gira il motore così il Cus col tacco De Luca, vuole correre Sciacca, riesce a passare, va in avanti il Cus Palermo, Sciacca col mancino un po' debole, Mineo ne approfitta, cerca di trovare la giocata lì, deviazione del difensore avversario, sarà rimessa con le mani per il Cus Palermo che resta ancora in zona offensiva. Sciacca vuole De Luca, però le braccia, la palla resta tra i piedi, si infila anche Arena che va giù, ma non c'è niente, l'arbitro continua a far proseguire il gioco. L'ultimo tocco è stato di Samuele Carrozza, l'ha rimessa con le mani per l'oratore San Ciro Giorgio, invece no, non la tocca Carrozza, resta tra le bianche segnata dall'arbitro. Cerca di uscire la formazione ospite in avanti, palla fuori misura, di facile lettura per Sciacca che ora può uscire, allargare sul lato opposto dove c'è la deviazione di Lovati che continua a lottare in mezzo al campo. Bene, il recupero del Cus Palermo che ricomincia da dietro. Barone dal portiere, ancora Touré deve gestire questo possesso il Cus. Touré apre verso Sciacca, buona questa palla, controllo un po' lungo, riesce ancora a tenerla buona, deviazione del 7 verde, la Gattuta lo manda fuori, rimessa laterale. De Luca pensa all'apertura totale, bene il lancio verso il lato opposto, cerca di metterla giù, ci riesce in qualche modo, palla solo in mancino, conclusione deviata che poi termina in rete e arriva il gol del Cus Palermo che la sblocca, così il gol di Raccuglia. 1-0 Cus, partita che si apre al minuto numero 9 del primo tempo di gara, ha segnato Raccuglia per il Cus, conclusione mancino dalla distanza, deviata, sporcata, che beffa il portiere, quindi 1-0 Cus Palermo, segna Federico Raccuglia. Allora, la conclusione è stata di Raccuglia, però stanno esultando i compagni esultavano con Barrica. Vedremo poi l'arbitro a fine partita chi assegnerà questo gol. Da qui si è visto il tiro di Raccuglia. Comunque calcio di punizione per il Cus Palermo. Barone trova Schiera che sale, eccolo qui Schiera, cercato un altro lancio sulla verticale, forse un po' fuori misura, ma approfittando ancora il Cus Palermo. Bene qui Mineo, nella di rigore, entra, si defila, Mineo vuole andare in porta, un passo l'2-0, un passo la raddoppia il Cus e chance ancora. Tra i piedi del 9 del Cus Palermo, va ad incrociare il secondo palo, palla che termina di fuori di poco, al largo il secondo palo della porta difesa da De Guardi. Lancio lungo, oltre la metà campo. Sciacca, Graziano, il contrasto palla che resta però lì tra i piedi dei giocatori avversari, azione con un braccio della formazione di casa, fallo commesso dal Cus, calcio punizione al Oratorio San Giorgio Giro. Cercata la porta là fuori, occhio alla conclusione potente, Touré deve metterci le mani e manda via in calcio d'angolo. Primo squillo da parte dell'Oratorio San Ciro Giorgio.
Touré si allunga, mette i guantoni e manda via calcio d'angolo. Prima occasione la bandierina per la formazione ospite, la formazione maglia verde. Palla messa sul secondo palo, non esce Touré sulla traversa ancora, mentre c'è un giocatore sul palo, l'arbitro però segnala un fallo in attacco. Si è preso un rischio qui il Cus su questo colpo di testa di Prestia. Touré non se l'è sentita di uscire dai pali per andare a togliere tra i giocatori avversari, mentre sono due giocatori a terra, uno è Graziano, l'altro non lo riconosciamo da qui, al lato del palo. E Ruvolo a terra si rialza dopo lo scontro dentro l'area. Calcio di punizione all'interno dell'area di rigore per il Cus Palermo, sopra di un gol quando siamo al minuto numero 12 del primo tempo già. Sciacca torna dietro senza fretta il Cus. Graziano alza la testa, vede chi servire, gioca sul lato di Barone, che fa? Lui che lancia, lui che vuole il taglio sulla velocità di Mineo. Occhio che lo rincorre, potrebbe anche prenderla, sbraccia forse un po' troppo, si continua a giocare incontro alla palla e tra i piedi del rotore San Ciro. Tocco di prima, morbido, non arriva tra i piedi di Perrone, recupera così in mezzo al campo Carrozza che prende un calcio, prende fallo, calcio di punizione. Era in ritardo Perrone, costretto a far fallo. L'arbitro fin qui non esce cartellino. Barone gioca qui dal compagno, raccuglia, ora dietro ancora Barone, apertura, schiera, scambia ancora dal capitano del Cus mentre si apre Sciacca fornendo una soluzione sul lato opposto. Eccolo qui Sciacca che deve salire, prende metri Sciacca, supera la metà campo, continua a portare palla servendo sul lato De Luca il suo numero 10. De Luca gioca ancora, De Luca vorrebbe girarsi, l'ultimo tocco forse del suo, infatti l'arbitro lo vede, segna una rimessa laterale in favore dell'oratorio San Ciro Giorgio. Bene, azione di testa. De Luca vorrebbe girare un tocco, va fuori misura, va lungo però per Mineo. Rinvio dal fondo San Ciro Giorgio. Andrà rinvio lungo Amodeo, mentre sale la formazione verde, sale, alza il proprio baricentro. Amodeo, oltre a metà campo, alla sala difensiva, Ruvolo prova a infilarsi in mezzo a due, non riesce. Gestione ancora complicata del pallone, la ritrova così l'Oratorio San Ciro che vorrebbe andare in avanti, la passaggio fuori misura questo di Perrone. Ruvolo mette giù, prova a invocare per la corsa del compagno, palla buona, vorrebbe il tiro. Anche lui a incrociare, ma termina larghissimo dalla porta rimessa da Touré. Sarà rinvio dal fondo per il Cus Palermo quando siamo vicini al primo quarto d'ora di gara. Segnalino, arbitro, era angolo, Ma che cazzo di arbitro sei? In mezzo al campo si abbassa qui Carrozza per prenderle, gioca, allarga la De Luca mentre la chiama sull'inserimento sulla fascia arena. De Luca, altra sventagliata, palla che prende un giro solo per poi terminare tra i piedi di Varrica. Eccolo qui Varrica in mezzo al campo, ne supera bene due. Varrica ora deve servire la palla verso i compagni, la tira ancora tra i piedi Varrica, continua a portare, allarga tutto, palla verso Sciacca. Varrica ancora, gioco 3-2, Varrica pensa alla giocata, arriva la copertura avversaria, rimessa laterale per il Cus Palermo. Trattenuta al limite dell'area, l'arbitro segnala un fallo commesso proprio dal giocatore del Cus. Calcio di punizione per l'Oratorio San Ciro Giorgio. Bene, qui azione di testa in anticipo, duro, non facendo passare questa palla, deve lottare in mezzo al campo Raccuglia che viene strattonato, subisce fallo, calcio di punizione, l'arbitro ha qualcosa da dire alle due squadre, specialmente a Leale, richiamo fin qui verbale, ancora nessun cartellino uscito, nessuna moneta in questa gara. Carrozza
Giocata a Barone e poi Schiera, preferisce non rischiare, ricominciando da Touré. 1-0 ancora a Cus Palermo. Fin qui decide la rete di Raccuglia col mancino a giro il secondo palo. Touré vede chi servire, apre verso la fascia di Sciacca che deve un po' ripiegare, controllo difficile, Ruvolo in aggressione, si abbraccia in trattenuto, Ruvolo vuole passare con il tunnel, si accontenta dell'ultimo tocco bianco e segna un calcio di calcio d'angolo, no, e invece no, rinvio dal fondo per il Cus Palermo. Io avevo visto un tocco di Sciacca, invece l'arbitro lascia arrivare dal fondo al Cus che può andare con Schiera dietro nuovamente la Barone. Carrozza, è lui che va, Carrozza cerca il lancio verso De Luca, va a vuoto verso l'avversario. De Luca deve tenerle in campo, ci riesce bene De Luca sullo strappola, preferisce fermarsi per puntare nuovamente. De Luca la trova, ma la palla è uscita, rimessa da 3 per il Cus. Si accontenta De Luca lasciando la palla per Sciacca. Barrica, colpetto mette giù, vorrebbe girarsi, ancora il solito difensore alle spalle, può ricominciare, gestisce, palla sul lato, portalo fuori, c'è fallo commesso da Arena, inevitabile questa chiamata del direttore di gara che segna calcio di punizione ancora, questa volta però per l'oratore Sancire Giorgio, mentre vediamo che andrà a battere, sembra dover battere Amodeo Magno numero 5. Però con pareggio, allora venisse a pareggiare. 1-0. Per chi? Per loro. Amodeo, Ruvolo, tocca, non basta, se la porta fuori, rimessa laterale per il Cus Palermo ancora. Graziano, Barone, giro palla tra due centrali di difesa del Cus Palermo, ora servito pure Schiera. Raccuglia, si gira, spazio per andare, pensa sulla giocata e la realizza, allargato sulla corsa di Sciacca, De Luca la vorrebbe ancora lungolina, Sciacca la chiama Mineo, palla a metà però tra Varrica e Mineo, occhio, potrebbe anche commettere qualcosa lì avanti, accusa una trattenuta, per l'arbitro non c'è niente, lasciando proseguire il gioco senza interruzioni e rinvio dal fondo, ciò che viene assegnato all'oratore Sancire Giorgio. Pronto De Guardia, batte il suo rinvio dal fondo, anzi non lo lascia al suo compagno di reparto. Voto Barone, Graziano va sul lato, Schiera per le braccia, lascia passare il gioco tra le spalle, ma ora occhio che arriva la palla strappata in avanti con lo troppo in velocità, vorrebbe mettere la palla al rimorchio, c'è un doppio intervento, anche scivolata tra Schiera e Barone, tutto regolare per l'arbitro, non ferma il gioco, lasciando proseguire senza interruzione, assegnando solamente il calcio d'angolo. Svegliate! Svegliate! Attenti! Calcio d'angolo corto, Ruvolo scambia, c'è lo schema dritto verso la porta, cercata l'area piccola, allontana la difesa in maglia bianca, ora deve togliere da lì Arena. Riesce ancora a giocare sul lato, Varica chiamata a ricevere, mette il corpo davanti, la perde, occhio alla strappo in velocità, arriva l'Italare, vorrebbe un tiro. Conclusione debole del 14 in maglia verde. Touré a vita facile, poi si perde sull'appoggio, sulla ripresa, da lì. Fortunatamente per lui c'è una conclusione larga di Perrone che non inquadra la porta. Rinvio dal fondo Cus Palermo, Touré sotto pressione. Occhio, controllo troppo lungo, Carrozza la perde, non zona pericolosa, zona di rigore ancora. Leale al limite la vorrebbe 30 Costi, l'ultimo tocco è verde per la formazione di Marineo. Rimessa laterale per il Cus. Minuto numero 21, siamo quasi all'esatta metà della prima frazione di gara. Ancora 1-0 per il Cus Palermo, fin qui decide la rete di
di Raccuglia. È andato giù Arena. L'arbitro ferma, segna fallo e calcio di punizione. Ma in favore di chi? Sembra essere per Rotolo San Ciro Giorgio. Infatti è così, calcio di punizione per la formazione ospite. Vediamo chi andrà a battere. Sembra essere Prestiepici la candidata battuta. Invece è Trent Agosti che va dritto verso la porta. Touré, gran presa, sicura. Cercato il tiro direttamente alla metà campo. Risso non si è lasciato beffare Touré. Ben posizionato in posizione e ha bloccato Risso. Galizia gioca ancora sul lato Rotolo San Ciro Giorgio, che prova ad andare, lettura di Schiera, la tira in campo e spazza via a volare questa palla Schiera. Palla rimandata in avanti, ora deve ritornare, deve risalire il Cus. Contatto a metà campo, contatto prezioso trovato questo da Samuele Carrozza, che permette solo di fermare il gioco e riprendere con questo calcio di punizione. Ancora dietro, un po' schiacciato qui il Cus, deve ritornare come primi minuti di gara. Graziano sterza, apre da Schiera, anzi non è Schiera ma è Barone, perdonatemi. Barone lancia Mineo con la testa, cerca di gestire l'affare da parto solo, ha pochi compagni a supporto e la perde per poi ritrovarla subito. Così Carrozza, Varrica, c'è Mineo libero di essere servito, eccolo qui Filippo Mineo, pronto a accedersi sulla corsa. Mineo sul lato, pronto a tagliare in mezzo De Luca. Mineo salta il prima, ancora continua a puntare Varrica, da lì prova il tiro, ma va sull'esterno della rete. Chance per il Cus di raddoppiare, c'erano i compagni e rimorchi all'interno dell'area. Varrica si è lasciato ingolosire dallo spazio verso la porta, è andato largo di poco sull'esterno della rete. Rinvio dal fondo per Rotolo San Ciro Giorgio. Occasione per il raddoppio, passata dai piedi all'11 del Cus Palermo. Graziano Palla a terra, gioca ad Arena. Riccardo Arena dietro Sciacca, posizione un po' affrettata, finisce per perderla. Il Cus Palermo a ritrovarla Mattia Ruvolo, l'ex della partita. Ruvolo è lui che vuole correre. Ruvolo non si intende col compagno, non si intende con Lovati. La ritrova tranquillamente il Cus Palermo, che ricomincia dal suo portiere Touré. Manda fuori tempo l'attaccante avversario, gioca corto. Graziano, il 6, il centrodifesa maglia numero 6 del Cus Palermo. Sciacca, è lui che vuole far salire i suoi. Lungolina trova Arena, ancora. Giro palla e gioca dietro. Sciacca. Si prende un rischio, occhio pagato, ancora palla persa. Ruvolo vuole puntare, supera De Luca. Ruvolo contro Graziano, dritto, scivola dritto sulla palla. Per l'arbitro però c'è fallo, ma un fallo commesso da De Luca per aver allontanato la palla. Ammonito De Luca, il primo di questa partita. Giallo per De Luca. Giallo per De Luca. L'avrà allontanato, ma l'arbitro ha visto pure un fallo di Graziano. Forse ha giudicato un'uscita scomposta. Questa sarà la scelta del direttore di gara, che assegna fallo e calcio di punizione per Rotolo San Ciro Giorgio, mentre c'è Leale in posizione di battuta. Attento. Leale, soluzione un po' rivedibile, non si è capito bene cosa volesse fare. A metà tra un cross e un tiro, raso terra, potente, di facile lettura solo per i difensori nella di rigore. 20 allo scadere il primo tempo, intanto minuto numero 25, la perde così Raccuglia, vorrebbe ritrovarlo, manda però fuori tempo Risso, che riesce a orientare sul lato opposto, ma l'arbitro ferma il gioco per verificare le condizioni di Varrica, che resta ancora a terra dolorante. Si rialza ora, la palla tornerà tra i piedi della squadra che era in possesso, nonché Rotolo San Ciro Giorgio. Palla persa, superficiale, regalata agli avversari. Carrozza, Barone gioca qui dal compagno in avanti. Mineo vuole passare, supera il primo. Mineo col mancino sull'avversario, però che si immola, chiudendo lo spazio alla conclusione in maglia bianca.
Apertura sul lato qui sotto di noi, mentre sale Perrone. Si accentra ancora Perrone, guarda in avanti, volle la di rigore, schiera, lascia scorrere tranquillamente, palla ingenua, senza rischio, rinvio al fondo per il Cus Palermo. Rinvio al fondo Cus Palermo, pronto Touré a rimettere il gioco per i suoi. Graziano a cercare Mineo, preciso, trovato Mineo. Perde forse un attimo di gioco sul primo controllo, deve rimediare allargando sul lato, se ne libera. Sciacca ora, eccolo qui Sciacca che vuole correre, vuole continuare ad andare. Varrica che si è invertito di lato rispetto a De Luca, ora è più centrale. Mineo cerca un altro dribbling, fermato però, contrasto vincente il numero 8 del San Ciro Giorgio. Imboccata Raccuglia verso Varrica, è sicura l'uscita di De Guardi. De Guardi all'altezza della metà campo. Carrozza, palla rimandata in avanti verso la corsa di Ruvolo, troppo lunga, buona solo per Touré che blocca e ora gioca corto all'interno della sua rigore al suo centrale di difesa mai numero 6 Graziano. Barone sale palla al piede, non sente l'uomo arrivare alle spalle, la palla uscita, l'ultimo tocco del capitano del Cus, Ruvolo lo porta all'errore, rimessa da tavola San Ciro Giorgio con Ruvolo che si pone per andarla a prendere. Altra esecuzione sporca, ancora cambio, rimessa Cus, errore ingenuo, il secondo di questa partita, uno per parte. Prima schiera, ora Pasqua. Carrozza all'apertura sul lato, trovato Arena che mette giù e torna dietro quanto ha due uomini alle spalle. Graziano questa volta a corto, ancora palla verso Carrozza, incaricato lui di fare salire nuovamente i suoi, va in verticale, poi c'è però l'uomo che gliela toglie, il Risto finisce a perdere, la Carrozza riconquista e sale il Cus Palermo. Carrozza ancora non salta, l'uomo non riesce, in questa occasione c'è una lettura della persona che gliela toglie, con un po' di confusione in mezzo al campo. Resta ancora lì con la San Ciro Giorgio che continua a gestire, a lottare corpo a corpo. Barone più duro, no? Sul primo ma non sul secondo. Gioca ancora, va giù Amodeo, voleva lo spazio per il tiro, non c'è niente. Gioca, Raccuglia, si arrampica, spazza via Graziano, Mineo lascia scorrere, non la trova. Ora ci credo da San Ciro Giorgio, prova a riversarsi in avanti, a portare più uomini possibili in avanti per provare a ristabilire momentaneamente la parità. Arena, palla che scappa, Perrone lo manda bene fuori campo, Perrone se ne porta via due, a destra c'è Leale, Perrone lui che vuole rendersi partecipe di questa azione, si perde poi sull'imbucata verso il Ruvolo che era chiaramente in posizione di fuorigioco, quindi gioco fermo, palla di consiglio del Cus Palermo. Guarda, ma cosa guardi? Ma guarda per te! Perrone, nuovo possesso verde, ora sta crescendo da San Ciro Giorgio, il Risto per la corsa di Leale, arriva Touré che si scontra pure con il suo centrale di difesa. Tutto nella norma, si chiariscono i due. Touré non per De Luca ma per Mineo, con la croce si gira, si sovrappone De Luca sull'esterno, vuole andare dentro la rigore da Varrica che tocca forse pure con un braccio, ha cercato il controllo con la mano Varrica, poi tira in porta rischiando anche lui di prendere un giallo ingenuo come De Luca. No, vabbè, no, non diceva per che ci vorrà la scuola, che tu con un nuovo gioca un anetto, che è più buono. Gioca contro San Ciro San Giorgio in area di rigore, deve spazzare via schiera, lo fa bene, c'è Raccuglia, occhio alla ripartenza, occhio al contropiede, corre Raccuglia, notare fin qui decide la partita, decide il risultato momentaneo. Mineo, apertura, allarga centralmente, c'è Arena che sterza, torna dietro, triangolazione chiusa. Carrozza, Sciacca, Varrica, palla che resta dentro, si accontenta la rimessa laterale a favore, è pronto per battere con le mani. Che il padre del 6, mi scusi? Che il padre del 6?
È Graziano? Gazziano. Grazie. Andrea, pallatteggia, pallatte di C. Gioco che riprende. Un calcio di punizione per il Cus Palermo già battuto. Velocizza così Carrozza, sul lato di destra. Cross in mezzo di schiera, quasi all'inizio dell'area. De Luca ci prova in qualche modo a prendere la coordinazione per impattare al volo. Finisce però per ritarrare De Guardi, che va in presa sicura. È facile. De Guardi. Schiera non tocca, non riesce ad allontanarla. Rimessa laterale per Lautaro Sancire Giorgio, che vuole andare, si oppone Leale, lui che la riceve, Leale mette giù, compagno vicino, cercate il doppio scambio, resta lì con un po' di confusione, poi Arena non ha uomini alle spalle, può gestire con calma e ricominciare dal portiere. Toure, un po' schiacciato, c'è da dire il Cus Palermo in questi ultimi minuti di gara. Varrica prova a crederci ancora, a lottare per tenerli in campo, sta rimessa laterale, ospita la formazione di Marineo. Se le va in avanti Graziano, Perrone ora abbracciato da Sciacca, resiste, non va giù. Perrone ancora ne ha due su di sé, riesce a uscirla bene con qualità, precisa dal compagno. Risso, Leale, cercate il doppio scambio, non trovato, insiste Arena, ancora deve portare a prendere qualche colpo, ancora Arena, c'è il compagno sul lato, Varrica può correre, raddoppio di marcatura avversario, Varrica ancora, scivolata a vuoto, resiste, Varrica, l'arbitro però fischia, ha visto la palla uscire fuori, da qui non sembrava essere andata oltre, sarà rimessa laterale per Lautaro Sancire Giorgio. Cioè, forse ulteriore rettifica. Sì, rettifica. Rimessa laterale Cus Palermo. Dai! Sciacca non ha un'idea ben chiara su questa rimessa laterale, la regala agli avversari ma la ritorna successivamente ai suoi. Gaziano, palla per De Luca, sulla corsa invitante, ci crede De Luca, ci prova a tenerla dentro, ma era uscita, l'arbitro ha visto terminare oltre la linea di fondo campo, assegnando questo rinvio dal portiere, e al solito De Guardi lascerà al suo compagno di reparto, mentre invita i suoi a far salire il baricentro della squadra. Schiera, deciso, duro su Ruvolo. Mineo ancora, viene a prendere palla, perde una mano sua in fase di salita, manca però un riferimento centrale. Il Cus Palermo, c'è Mineo sì che è in avanti, è più offensivo del Cus, ma è solito sempre ripiegare un poco per dare una mano quasi alla nuova impostazione, mentre siamo vicini agli ultimi 10 minuti del primo tempo. 34 quasi a 30, 10. 1-0 ancora per il Cus fin qui decide la rete dell'8 di Raccuglia. Schiera, eccolo qui, Raccuglia in mezzo al campo, vorrebbe girarsi, lo fa bene, supera l'uomo, supera l'avversario, punta all'uomo, in buca per Mineo che poi si allunga troppo sul primo controllo. Buona chance, buono il guizzo, buono lo scatto in velocità di Raccuglia che semina l'uomo alle spalle per imbucare verso Mineo. Ragazziano di testa con calma da Toure. 10 minuti al 45esimo. Sciacca gioca e va lungolina, Varrica, uomo alle spalle, uomo davanti e uomo pure al centro. Vediamo chi può servire. Varrica ricomincia da dietro, Sciacca ancora, Graziano disponibile, Touré per essere servito ancora, mentre Varrica la chiede sulla linea del pallone, ma si prende un rischio. Graziano regala agli avversari, Perrone lo punta, Perrone in mezzo, palla di lettura qui sulla diagonale di Carrozza che si le porta tutte a spasso, ne salta due, ancora Carrozza, scalciato, fallo, calcio di punizione Cus. Mentre c'è pure un altro giocatore a terra, è Lautaro Sancire Giorgio, chiamato all'intervento in campo delle panchine per verificare le condizioni del ragazzo, mentre il gioco riprenderà con un calcio di punizione in fuori Cus Palermo.
a terra, si rialza così Leale dalla botta subita circa un minuto fa. Si rialza momentaneamente Oratorio San Ciro Giorgio in 10, vista l'uscita momentanea dal campo del numero 9. Si riprenderà con un calcio di punizione per il Cus Palermo. Signor Leale, buonasera. Ci incontriamo pure qua. È suo figlio del numero 9. Stasera gioca lei? Allora ci sono io stasera. Ci vediamo stasera. Graziano in avanti, va allontanata di testa, resta in mezzo al campo dove prova a ritrovarla. Arena e ci riesce, passa sul Risso. Arena dietro, può rientrare in campo Leale, si ristabilisce la parità numerica. Barone cercato Raccuglia cerca sul lato De Luca, non lo trova, prova a risalire ancora tra San Ciro e Giorgio. Ruvolo di prima, scambia il compagno, scalciato, fallo pieno di Arena. E c'è calcio di punizione per la formazione ospite che sta provando a tutti i costi di riportarsi in parità. Dopo fin qui è uscito un solo cartellino ed è Dani di De Luca, il 10 del Cus Palermo. Barrica chiamato dal suo mister, Raccuglia, per andare a dare una mano in fase difensiva e di rigore. Ci sono messi in mezzo, palla prolungata per l'inserimento dei compagni. Leale tocca, buona l'idea, non si intendono però tra compagni. Tore, Sciacca, lungolina, c'è Varica che la chiama, preferisce ricominciare da dietro Graziano. Graziano lancia a lungo, Mineo non arriva. Rimbalza questa palla Amodeo dalle parti di schiera. E ora Raccuglia che serve in mezzo al campo, prova a imbucare, lancio verso Varica, preciso Varica, chiamato al 2-0, cerca il tocco sotto e trova il raddoppio il Cus Palermo. Un gran gol, un attimo di suspense prima di confermare la rete di Varica. Del 2-0 col Cus che raddoppia al minuto numero 38 e 30 del primo tempo di gioco. Lancio preciso al millimetro verso il compagno, non sbaglia Varica, pochi tocchi, tocco sotto e scavalca dei guardi. 2-0 Cus Palermo. Lancio perfetto di Raccuglia, già un gol e un assist. Cus riesce a raddoppiare nonostante l'ultimo frangente di gara un po' sottotono rispetto all'avvio, più di gestione magari anche del vantaggio. Riesce poi a riportarsi davanti, lancia Raccuglia, Varica mette giù, controlla e poi tocco sotto a scavalcare il portiere. 2-0 Cus Palermo, gran gol del numero 11 del Cus. Gioca, va in avanti De Luca, prova a metterle in mezzo, deviazione verde, sarà calcio d'angolo. Ciccio prima ce l'aveva al piano. Cosa dice la società? Battuto veloce, calcio d'angolo. Resta lì, palla messa in mezzo, riesce ad arrivare, ci prova, Graziano va largo, svirgola nel tiro di prima intenzione, buona però la scelta, da lì andava cercato il tiro in porta, però svirgola, non riesce a trovare la porta, rinvio dal fondo. Quando mancano 5 minuti al termine del primo tempo regolamentare, 2-0 Cus Palermo, fin qui Raccuglia e Varica. Graziano evita che la palla arrivi lì, ancora a rimandare avanti, Mineo li vuole puntare, salta il difensore avversario, Mineo col mancino, apre troppo, ha cercato il secondo palo, la soluzione più difficile, avere comunque rincuorato dai compagni e staff sulla panchina. Rinvio dal fondo Oratorio San Ciro Giorgio. Leale prova a mandare sulla corsa a Ruvolo, schiera, deve lottare, occhio che Ruvolo è rapido, riesce a strapparla, ma è ben saldo in posizione schiera che riesce a rimandarla e sporcare ancora. Ora dentro l'area, Arena, occhio non rischiare lì dentro. Arena intanto esce, Arena cerca di azione avversaria, per la che resta però ancora dentro. Ruvolo non supera né schiera né Arena, ancora un po' di confusione nel traffico questa palla, possesso che resta ancora contesto tra le due squadre, con l'Oratorio San Ciro e Giorgio che cerca ora di sfruttare questa palla in avanti, dice perde la Ruvolo, passa così Carrozza. Risso
Quella che rimbalza via, tocca Perrone, Graziano deciso, non vuole rischiare, manda più pronto che può, palla che poi diventa pure buona per Mineo, che insiste ancora. Mineo contro Amodeo, palla dietro, De Luca la tiene in campo, si gioca. Mineo è un mancino, potrebbe addirittura provare il tiro da lì. Maneo serie di flipper, resta lì, sterza, torna sul destro, il piede è debole. Troppo fraseggio, troppo incertezza sulla giocata di Mineo. Andava cercato una conclusione a parer mio nel momento in cui si stava centrando. Per l'arbitro qui un incidente contro Graziano. Si continua a giocare. Touré. Sciacca. Ultimi minuti di questo primo tempo, 3 minuti. Al 45esimo vedremo se l'arbitro avrà qualcosa da recuperare. Vediamo se comunicherà il recupero qualora ne ritenesse opportuno assegnare. Schiera imperfetto qui, palla ritrovata da Ruvolo, gioco di gambe, vorrebbe accentrarsi, recupera bene Carrozza ma la palla resta ancora verde. Cercato un tiro da fuori, altra buona presa di Touré che poi inciampa sul palo, ma fuori, calcio d'angolo per Rotolo Sancire Giorgio. Ancora una buona presa, un'ottima presa di Touré che poi non conta bene le distanze col palo, inciampando se la porta via sul calcio d'angolo. Oppa, ancora, oppa! Ah, un'altra parola che è più alla cittadina. Che minuto è? Che minuto è? 42. Attento a te! No, un po' la piglia, non lo so, non Cross in mezzo di Ruvolo, deve uscire Touré, riesce a sporcare l'arrivo di questa palla, non arriva alla testa dell'avversario. Touré con l'uscita provvidenziale riesce a mettere una pezza e mandarla via, rimessa laterale per Lautaro Sancire Giorgio che vorrebbe almeno chiudere questo primo tempo di gara nelle zone più offensive avversarie per provare magari a rendersi pericolosi, accorciare le distanze o provare a accorciare le distanze all'entrare in partita. Attenti! Andai, tabacco! Amici, non è rimessa la trama, è calcio d'angolo, dice l'arbitro. Calcio d'angolo ma dalla bandierina opposta. Si ripresenta Ruvolo. Noi riconcentriamoci però dentro l'area di rigore. L'arbitro osserva i blocchi in aria. Ruvolo sul secondo palo per lo stacco di testa del compagno, ma qui Touré bene sul primo palo, pronto, ben salto in posizione, riesce a rispondere con riflesso e bloccare senza rischi, senza dubbi, senza pericolo. Ci aveva provato di testa Lovati, trova ancora le mani del solito Touré. Lovati ancora raddoppiato, ce ne sono 2 su di sé e sono Schiera che lui va a contrasto vincente, riesce a ritrovarla. Schiera riparte, supera l'uomo. Schiera comanda la ripartenza per il Cus Palermo contropiede, cercata sul lato di destra, può correre Mineo mentre lo insegue l'avversario. Mineo lo punta, entra in rigore, si accenta, la porta sul mancino, sterza ancora, bene Mineo lo salta. Mineo rompe la porta, il 3-0 del Cus Palermo. Li salta tutti all'interno della di rigore, arriva sotto i nostri schermi con tanto di dedica. Il gol del 3-0 del Cus ha segnato Mineo. È riuscito a mandare fuori tempo tutti i difensori avversari. Se la porta il piede forte, sterza va sul destro, ancora sul mancino. Difensori disorientati, rompe la porta, prima traversa e poi gol, mentre finisce così. No, si va a giocare dopo il fischio, ma la squadra ancora non era preparata. Sì, finisce così, termina senza recupero il primo tempo di gioco. Cus Palermo 3, Sancire Giorgio 0. Un buon risultato, una buona distanza per Mister Raccuglia all'intervallo. In silenzio qualche minuto, il tempo dell'intervallo c'è appena iniziare la seconda frazione di gara tra Cus Palermo e l'Oratorio Sancire Giorgio.
Mentre torniamo in partita, stiamo controllando qualche problema tecnico della diretta. 3-0 per il CUS Palermo, ricominciamo da dove ci siamo lasciati, con 3 gol sopra in fuori del CUS, che è stato in grado di allungare 3 gol nel finale col gol di Mineo. Ora c'è la rimessa laterale ancora, cambia ancora, rimessa laterale da Sancire Giorgio. Così, torniamo in partita, stiamo sistemando qualcosa, può girare il CUS Palermo che apre con Prestia fuori misura. Prestia entra in campo all'intervallo, ci sono stati vari cambi, noi non abbiamo visto, lo comunicheremo via, lo comunicheremo durante il primo cambio, è stato Prestia. Oppure un altro innesto. Vai, Mineo, è lui che vuole andare. Mineo lo protegge il difensore avversario che ora resta lì un po' in difficoltà. Riesce comunque a trovare la giocata sul lato di sinistra. Leale in qualche modo prova pure questa palla a Ruvolo, ci prova, c'è l'uscita in scivolata di Gaziano. Non arriva Mineo, palla che rimbalza dietro, la ritrova così Amodeo ritornando in avanti. Gestione qui del lautaro Sancire Giorgio, un fallo commesso però proprio sotto i nostri schermi, chiamato inevitabile, scalciato il giocatore numero 14 della formazione avversaria, dovrebbe essere Pasqua. Gioca, va in avanti, lungo verso la di rigore, palla invitante, Arena lascia scorrere, prova a rimetterla in mezzo De Luca, palla che resta in aria ma viene spazzata via dalla difesa laterale Sancire Giorgio, ma cerca di insistere ancora il CUS Palermo, prova a tenerla con De Luca che va dentro l'aria, alla poi accompagnata fuori. I cambi del CUS sono stati 2, ora posso ufficializzarlo, dentro Prestia e dentro Amorello nel CUS Palermo, 2 cambi durante l'intervallo per la formazione di mister Raccuglia. C'è un altro cambio nel laterale Sanciro, pronto a entrare in maglia numero 13 Galizia al suo posto, esce in maglia numero 13 Galizia al suo posto, vedremo chi entra, al tempo di si gira, vedremo il suo numero, lo comunicheremo. Ricominciamo l'arrivo dal fondo intanto. Cambio in difesa, forze fresche nelle retrovie della formazione ospite, la formazione di Marineo. Lascia il campo Galizia, mette spazio al suo compagno, maglia numero 3, ma manca il suo nome alla nostra distinta. Leale la tocca, fuori misura, l'appoggio di testa, sarà rimessa laterale per il CUS Palermo proprio sotto i nostri schermi, qui detto per ritorno a noi. Andrà Francesco Schiera. Schiera, ora Amorello, uomo alle spalle, Amorello vorrebbe girarsi e continua a portare per poi ricominciare dietro, scarico. Gaziano senza rischiare da Toure. Gaziano, palla un po' lenta, riesce però a gestirla bene, sterzare e rientrare dentro, trattenuta per la laterale, si continua a giocare per il vantaggio. Gaziano, è lui che vuole salire, si va un po' a chiudere nel traffico. Leale tocca per ultimo, rimessa laterale per il CUS. Perrone, palla per Raccuglia, oggi protagonista di una gran partita. Raccuglia fin qui in 3 gol, un gol e un assist. Rimessa nuovamente in avanti, Schiera allunga le braccia per l'arbitro, non c'è niente, si continua a giocare. Barone, capitano della squadra di mister Raccuglia, poi non legge perfettamente Prestia, finisce per ritrovare a 3 piedi dell'avversario, lo porta però all'errore. Funziona bene il lavoro di pressione di Prestia, si guadagna questa rimessa laterale ancora in fuori del CUS Palermo. Con un braccio la tocca il giocatore della squadra di Marineo, la tocca con un braccio Lovati e la ritrova così Prestia che ora vuole andare in avanti. Prestia
Sceglie chi servire, gioca corto da Morello, i due subentrati. Amorello, ancora, bene, Raccuglia vuole puntare la porta, la sul mancino, Amorello è rapido, arriva per il raddoppio, il recupero di Risso, che si va a prendere in contatto, lo cerca, lo trova e calcio di punizione. Per... Ah, Russo, non Risso. Perché scrivono con i piedi, non scrivono Russo, che non Risso. Ma... Sa chi è il numero 14? Non lo so. Può essere Pasqua. Sali! Grazie. Gestione Cus Palermo. Gioca ancora in mezzo al campo. Gestione di Arena che vede chi servire. Torna dietro al suo centrale di difesa, nonché il suo capitano Barone. Amorello. E così Pasqua ancora. Recupera meglio Amorello. Apre le braccia, difende la posizione e la ritrova. Il numero 15 del Cus. Sciacca. Palla difficile, gestita per pressione orizzontale, facile lettura però per l'avversario, che ora va in avanti, sterza bene, Perrone dovrebbe entrare dentro il campo, cercato poi Ruvolo, non trovato, gestione tranquilla ora del Cus Palermo. De Luca, Sciacca, Arena e Prestia, è lui che porta, lui che continua a salire, Prestia, chiusura del 19 avversario, chiusura di Russo, si ricomincia al numero 7 dei bianchi, Arena che scambia corto, completa l'1-2, Arena torna dietro, alza la testa, vede chi servire, ricomincia, continua a giocare il Cus Palermo che prova un tiro dalla distanza, svirgola un po' con l'esterno, può approfittare però ancora Raccuglia che la tira dentro, Raccuglia, Pasqua alle spalle, Raccuglia schiera, cerca di ritornare da chi l'ha servito. Fate così, Raccuglia, bene, ne ha due di sopra, vorrebbe andare, ha cercato una deviazione, ha cercato lo strappo, riesce proprio per perdere in mezzo a tre maglie avversari, in mezzo al traffico di maglie verdi. Bene, qui gioca e sale Rotolo San Ciro e Giorgio, gioca sul lato, ripartenza per la formazione ospite, Ruvolo è veloce, lo insegue alle spalle Barone, arriva pure Gaziano, serie trattenute in due, i due centrali di difesa, i due più duri da superare del Cus Palermo, costretti alle mani forti, al raddoppio di marcatura sul Ruvolo, riescono bene e sarà arrivato dal fondo. Dai Andrea! Sciacca vorrei mandare lungolina, De Luca insiste, prova a prenderla, Mineo ancora, Mineo lotta, la ritrova, Mineo vorrebbe la porta, occhiala sul destro, Mineo ci prova, non era il suo piede, ci ha provato col destro a incrociare, va a largo, rimane al fondo senza impensierire in questa occasione. De Guardi, tutto mancino Mineo. Schiera, ci crede Raccuglia, arriva, poi recupera, arriva prima il giocatore avversario, recupera così Rosso in mezzo al campo, lui che porta palla, servendo i compagni. Barone, con calma, deve giocare, non si intende, preso sul tempo qui Schiera, ripartenza per l'Otero San Ciro e Giorgio. Leale, in avanti, entra di rigore, prova ad andare a rimorchio verso Ruvolo, ci crede ancora, ottima la scivolata di Gaziano, dritta sulla palla, permette all'avversario di perdere, resta lì, va giù, ha cercato un contatto che non c'è stato, la palla è uscita, rinvio al fondo per il Cus Palermo. Mi devi solo ricordare il numero 5. Ok, diciamo un po' turbolento il secondo tempo per noi, stiamo avendo qualche problema tecnico durante la diretta, ma tutto risolvibile, spero che riuscite a guardare senza interruzioni. Gioca a Ruvolo sul lato, sull'esterno, ancora a Ruvolo, prova a caricarsi sulle spalle l'attacco della sua squadra, Russo da fuori ci ha provato, arriva Tore che blocca e la fa sua. A te, coppa! Attenta, che non puoi fare più presto. Tore, Sciacca, c'è Arena, Prestia, evita i rischi e ricomincia da dietro. Graziano, Tore,
Touré ricomincia in mezzo al campo da Prestia, il 17 dell'Ecus, la rivuole, la richiede e infatti viene servito, premiato sulla sua posizione. Prestia gioca di sola, vorrebbe andare sullo stretto, finisce per perdere. Provvidenziale la lettura avversaria che ora permette ai suoi di ripartire in campo aperto. Schiera Morello, bene ancora Prestia, la ritrova in mezzo al campo, tanta quantità tra i piedi del 17. De Luca, Prestia ancora, la chiama Schiera, tutto sul lato di destra. Per ora si ricomincia dal 6 dal portiere Gaziano. Touré, occhio bene con la gran giocata qui sul Ruvolo. Touré, palla al piede, si prende un rischio, si prende un brivido, ma riesce a portarla da 10. Prestia a Morello, ancora una due di sopra, porta palla a Morello, c'è l'intervento alle spalle di Perrone che la riconsegna al compagno e quindi Amodeo, è lui che sale, apre sul lato verso Ruvolo, insegue Sciacca, scalciato un po' con Ruvolo, resiste ai colpi dell'avversario. Ruvolo ancora in mezzo a due maglie avversarie, c'è fallo chiamato dal direttore di gara che assegna un calcio di punizione in favore dell'Otero Sancire e Giorgio. Fallo commesso da Ruvolo, fallo subito da Ruvolo, perdonate. Io ho visto il gol, ce l'ha a fare per forza, è proprio ce ne vede. A fare gamba. Sistema la barriera Touré, l'unico uomo in barriera che è Riccardo Arena. A battere Andrea Ruvolo, colui che se l'è procurato questo calcio di punizione. Eccolo qui inquadrato, Ruvolo. Ruvolo vuole andare in area di rigore, esce Touré senza rischi, blocca e va giù. Con la sicurezza. Andai il sacco. Piazziano. De Luca ricomincia da dietro, ora Sciacca, giro palla nella difesa del Cus, Gaziano vuole andare in avanti sulla profondità, non trova Mineo, ma una lettura di Prestia che apre sul lato dove c'è Ruvolo che evita di rimessa l'avversaria. Giro palla ancora per l'Otero Sancire e Vincente, e giro Pasqua Leale controlla, vuole andare in avanti, accompagna pure Amodeo. Barone apre le braccia, difende, ma c'era un fallo precedentemente ai danni di Leale che subisce fallo e c'è calcio di punizione per l'Oratore Sancire Giorgio. Calcio di punizione all'Oratore Sancire Giorgio, fallo commesso da danni di Leale, il numero 9. Attento compa. Via. E chiede 2 in barriera Touré. Vai compa! Russo, posizione di battuta. Russo vuole andare verso la porta, è buona qui la conclusione. Touré si allunga con le mani, calcio d'angolo, ci ha provato dalla distanza Russo, trovando però le mani di Touré. Le più grandi occasioni di questa gara sono passate soprattutto dai calci piazzati per l'Otero Sancire e Giorgio, tranne qualche uscita su queste palle alte di Touré. Ha dimostrato sicurezza soprattutto sulla presa. Calcio d'angolo messo in mezzo all'altezza del secondo palo, riesce a prenderla Prestia ma non indirizzata verso la porta, sarà rinvio dal fondo che sarà battuta da Touré. Touré gioca corto, Barone Schiera, la chiama a Mineo, non viene accontentato, eccolo qui Schiera, controlla un po' lungo, riesce comunque a gestirla, Morello raccuglia, chiuso alle spalle dal difensore avversario, rimessa laterale per il Cus. Quando siamo al 60° minuto di gioco, primo quarto d'ora di gara passato della ripresa, Mineo ci crede, mette pressione
la difesa dell'avversario, apre le braccia, si continua a lottare, Mineo tocca, mette in difficoltà Prestia che ancora la tiene, ora vorrebbe uscire Lautaro Sancire Giorgio, non riuscendo però, Raccuglia, sterza bene, in mezzo a 3, Raccuglia ancora, col mancino, De Luca prende posizione, vorrebbe girarsi, De Luca verso la porta, il 4-0 del CUS, cade il poker CUS Palermo, arriva il gol di De Luca, CUS Palermo 4, Sancire Giorgio 0. Funziona bene la pressione, l'aggressione sul portatore di palla del CUS. Mineo indirizza il pressing, riesce a ritrovarla, poi palla girata completamente da Raccuglia sul lato opposto. De Luca prende posizione, si gira e incrocia, non lascia scampo a De Guardi. 4-0 CUS, poker calato dal CUS Palermo, che vuole trovare altri 3 punti in questa seconda giornata. Mentre c'è cambio, vediamo chi uscirà, vediamo chi entrerà in campo. Fuori Sciacca, fuori anche Raccuglia, pronti a entrare in campo in maglia numero 14 Vincenzo Cumbo e maglia numero 19 Cannella. Quindi 4 cambi nel CUS: Prestia, Amorello, Cumbo e Cannella. Il giocatore entra alla panchina di mister Raccuglia. C'è pure un cambio, Lautaro Sancire Giorgio, è uscito il... invece no, non è uscito il giocatore numero 4, non abbiamo visto chi ha lasciato il campo. Comunque il nuovo giocatore entrato nel Lautaro Sancire Giorgio è Cutrona in maglia numero 18, quindi cambio per entrambe le panchine, 2 nel CUS, 1 Lautaro Sancire Giorgio. Si può riprendere dal 4-0 a 28 minuti dalla fine. Pasqua, Leale, Sterzo torna dietro, ancora palla verso Pasqua, apertura sull'altro lato, cercato l'inserimento del compagno, De Luca sporca, riesce ad avere un altro strappo ancora, De Luca ci crede, trattenuto, arriverà la chiamata dell'arbitro che segnala fallo e calcio di punizione in favore del CUS, mentre forse c'è pure un giallo, sì, ammonito la Gattuta per trattenuta ai danni del 10 avversario. Prestia, forse sarà da ripetere questo calcio di punizione. Infatti è così, giocare dopo il fischio dell'arbitro quando c'è stata ammonizione ai danni della Gattuta. Graziano vuole l'aria, Mineo l'attacca, forse legge non perfettamente questo rimbalzo. Palla che ritorna al portiere che ora lancia lungo oltre la metà campo. Barone, bene qui, braccia alte di Cannella che lotta, Cannella contro Pasqua, alla meglio il 14, arriva pure Amorello, c'è un fallo commesso da Cannella e danni di Pasqua, calcio di punizione per Lautaro Sancire Giorgio. Pasqua in mezzo al campo, vuole andare al compagno, girata bene, Leale lascia scorrere, vorrebbe andare sulla velocità, Schiera lo aspetta, Leale la tira dentro, sterza, guarda in avanti, gioca da Ruvolo ancora, contenuto da Barone senza problemi, gliela toglie, ora Leale in mezzo a 3 non passa, va giù ma non c'è niente. Amorello deve togliere dal traffico, recupera così Pasqua, prova a salire Lautaro Sancire Giorgio. Arena, palla dietro, Torre, Amorello in avanti, deve salire così Prestia, lo fa palla al piede prendendo metri, largo a sinistra c'è De Luca, invitato a correre, ancora De Luca, c'è l'uomo qui in copertura, buona qui l'uscita e l'anticipo di Prestia che allontana, c'è un Prestia per parte, ora Prestia maglia numero 17 con la palla tra le mani in maglia bianca, mentre Prestia in maglia numero 4 per Lautaro Sancire Giorgio. Prestia, Arena, corre, supera Russo che ancora la cerca di tenerlo, rincorre Russo, ricomincia da dietro, questo messo in mezzo, Mineo ha cercato la girata, le prime intenzioni col mancino, non impatta perfettamente, non riesce a dare potenza al tiro, ci ha provato Mineo, buona qui l'idea del numero 9 del CUS, giocatore che ha segnato il terzo gol di partita da questa partita. De Guardi, Amodeo apre cercando Leale ma trova solo Schiera che gioca nuovamente in mezzo al campo da Riccardo Arena. Bene qui Arena,
Ancora Cus. Guardalo. Graziano vorrebbe andare sulla fascia, palla lunga, l'idea era verso De Luca. Ringrazio comunque per l'idea del compagno, non può arrivare, rinvia dal fondo retro San Siro Giorgio. Ah, se no mi serve fare pure una terrore mia. Ruvolo contenuto dal difensore avversario. Ora gioca ancora l'Otoro San Siro Giorgio che vorrebbe andare in mezzo al campo. Palla deviata, Graziano non perde un contrasto aereo, resta ancora lì. Arena vuole passare nello stretto, circonda la maglia Verdi. L'ultimo tocco è stato proprio dell'Otoro San Siro Giorgio, quindi rimessa laterale per il Cus Palermo. Finiamo la partita. Trattenuta, fallo e calcio di punizione. Alta interruzione. Occasione calcio pensato questa per il Cus Palermo. De Luca però si procura fallo, batte già Arena cominciando da Prestia che ora guarda l'area, invece va corto da Amorello. Amorello il suo giocatore in maglia numero 14 Cumbo. Cumbo a cercare l'aria, si arriva al limite, Schiera vuole lasciarla passare, si confonde un po' ancora, Schiera finisce per perderla. Ora ripartenza per Otero San Siro Giorgio che continua ad andare, Leale comanda la ripartenza, va su Barone, continua a difenderla, Barone non lascia passare, lo porta dietro, vorrebbe superarne due, non c'è niente, c'è contrasto ma regolare. Amorello portalo giù, questa volta è fallo, Russo in maniera irregolare mette giù l'avversario, calcio di punizione per il Cus. Ah, sì. Prestia Io no. dice devo rettificare, non è Prestia ma è Marsala. Eccolo qui Marsala e gioca Graziano. De Luca, Graziano ancora, c'è Marsala libero e servito, eccolo qui trovato. Errore mio nel chiamarlo Prestia fin qui. Marsala lancia, allarga tutto verso Schiera che continua a lottare contro Pasqua, riesce a evitare anche la rimessa laterale, non per molto, se la porta poi fuori, rimessa con le mani per il Cus Palermo. Batte bene. Mentre c'è un altro cambio, l'Otero San Siro Giorgio pronto a entrare in maglia numero 16 Nicola Sentacosti. Riscaldati corrente, Antonio, riscaldati. Dentro Nicolas Trentacosti, sotto che resta ancora 4 gol e sopra, 4 gol in vantaggio per il Cus Palermo. Poi chiamano mia cognata. Riscaldati corrente. Se scalda come vuoi Schiera, Pasqua, lotta dentro l'area, Mineo la rimette dentro, poi la carezza per Amorello che vuole passare nello stretto, Amorello non riesce, arriva una buona chiusura del 6 del 1-0 San Siro Giorgio, la ripartenza, Leale corre sul lato, c'è Pasqua che accompagna, Leale ancora non riesce a tenerlo, Pasqua resta lì a supporto, vorrebbe andare, giocano i due, scambiano bene Pasqua in zona di rigore, poi c'è una buona uscita, la grande uscita del capitano Di Barone che permette di fermare la ripartenza avversaria e fa ripartire invece i suoi. Sul lato ancora ci crede Cannello, non riesce però. Russo È fuori. A me mi piace. Barone resta lì, continua a giocare. Marsala, Sterz torna dietro. Marsala preferisce ricominciare senza perdere tempo da dietro, senza rischiare. Ture continua a divertirsi lì dietro. Marsala ancora gestione Cus Palermo, ora senza fretta, in completa gestione del possesso. C'è un giocatore a terra, Otero San Siro Giorgio, sembra essere il Ruvolo, infatti è così. Palla messa fuori, verificare le condizioni del giocatore mai numero 20 Otero San Siro Giorgio. Quanto manca? 20. 20? Sì, sì. Se non recupera.
Oh, che questi qua. Non giocavo con me. Ma cosa ha fatto male? A Ruvolo si Questi qui, io giocavo prima nella prima squadra. Questo sarebbe stato bello. Non lo so. Non so perché si mangia. Che andò, perché era il dallo, sono Luca, perché? Ma squadra. Perché? Su schifo fa vedere, non so più e qua un cazzo di sei come quella giornata di ricordi. Io. Mi devo capire che io. Mi do più scatto. Che poi con la nostra capo e c'è già tutto mandato non che quello ieri la parola di ci prendiamo che quello però a vocazione a Roma iniziano a tagliarsi alla porta Si può riprendere con la palla che mi ha riconsegnato al Cus Palermo. dai ragazzi Dopo che è stata messa fuori per verificare le condizioni di Ruvolo che non ce la fa a proseguire la partita. Esce dal campo per infortunio Matteo Ruvolo. Ci manca, Aveva cercato un lancio a cercare qui sul lato Gaziano, va fuori. Credo sul lato De Luca, su questo lancio di Gaziano, va fuori misura però. Siamo già oltre gli ultimi 20 minuti di partita. Circa 17 minuti e mezzo alla fine. Gaziano evita che la palla passi, riesce anche a tenerla in campo. Palla alta in avanti, resta lì di testa, prova a essere girata, palla verso Marsala, che la si gira e sterza. Eccolo qui Marsala, superato col tunnel, alla meglio il gioco d'avversario che ora punta, vorrebbe il tiro da fuori. La conclusione però risulta larghissima, anzi rinvio dal fondo per il Cus Palermo. Adesso sbagli qui l'ambello. La faccia tu dici. bravo No, no, sapore. vado con le visce Sempato qua. ci vedo buono però dico Touré vuole lanciare sul lato a cercare De Luca, ma lancio preciso. De Luca non riesce a gestire questo lancio del suo portiere in mezzo a due maglie avversarie. per la squadra che è No, lo so. non è fare rete In avanti il Cus che apre a De Luca, occhio, ancora De Luca cerca di aprire, il destro va un passo da un gran gol, largo di poco, palla che termina veramente a pochi centimetri dal palo. Ci ha provato ancora De Luca. In mezzo al campo Leale si abbassa per riceverla, Russo tocca, la ritrova Pasqua, in avanti Leale, ancora tocco di ritorno dal mittente, apre ancora sull'apertura verso il lato di sinistra dove c'è Pasqua. È lui che vuole andare, Pasqua, contenuto da Morello, riesce a ritrovarla, Graziano, duro, così la prende, la perde però successivamente. Ora rimessa la trega, sarà battuta da Corrao. Cumbo non lo tiene ancora, prova ad andare il Cus, sul lato c'è Barone, il capitano del Cus che continua ad andare. Barone a lancio lungo, ci può credere Mineo, ce ne ha due però su di sé in copertura, arriva, occhio che la riprende Mineo in maniera però fallosa, commette fallo il 9, l'attaccante di Mister Raccuglia, fallo commesso ai danni del numero 4 avversario, ha subito fallo qui Prestia, c'è calcio di punizione per l'altro San Ciro Giorgio. Palla in avanti, deve recuperare
La difesa del Cusso lo fa bene con Graziano. C'è anche Corrao che va a dare un sostegno dietro. Graziano continua a portare palla, ricomincia dal portiere. Ture è corto, Graziano impeccabile, fin qui Ture non sta sbagliando niente, non sta prendendosi più rischi. Corrao che ora gioca in mezzo. Barone, palla per Kumbo. E ora Marsala in avanti, guarda, cerca il lancio, cerca l'apertura totale, palla buona, precisa verso la corsa di De Luca, diventa buona per un cross, dove lo va a attaccare Mineo, la toglie dalle mani del portiere, Mineo, bene, porta libera, va sull'esterno della rete, ne aveva approfittato, ha preso il tempo benissimo a te guardi, evita la presa, poi sul tentativo di andare in porta, va largo e rivede al fondo, ti resta ancora sul 4-0 per il Cus Palermo, decide la rete di qualche minuto fa da parte del 10 di De Luca. Ultimo quarto d'ora, ultimi 14 minuti per l'esattezza. Russo alla Prestia, continua a portare ma la perde regalandola a Marsala. Non va, il calcolo, non va! Ture, questa volta se la libera subito. Barone, c'è Corrao tutto largo, era lui il compagno servito, cercato, non trovato, c'è una direzione avversaria, rimessa con le mani per il Cus Palermo, andrà a battere così Corrao. Barone, Marsala, Barone gioca di nuovo in mezzo al campo da Kumbo. Giro palla al Cus Palermo, Graziano, ora si è spostato in posizione da terzino rispetto al suo avvio di gara. Kumbo non rischia, c'è l'uomo alle spalle, ritrova così, Amorello saltato però. Leale continua a gestire, eccolo salito qui Leale, potrebbe andare in area di rigore, cerca di toccarla Ture, non la toglie. Arriva il gol dell'oratore San Ciro Giorgio, il gol di Leale, 4-1. Cerca magari il gol della bandiera oratore San Ciro Giorgio, manca poco allo squadra, mancano 13 minuti, ma Leale segna. Prende la palla, velocizza, cerca magari ancora di mantenere alta la concentrazione per i compagni. Cus Palermo 4, oratore San Ciro Giorgio 1. Vai, raga! Dai, gioca, Filippa! E quindi il risultato che cambia. Passiamo dal 4-0 per il Cus al 4-1 dopo la rete trovata da Leale. Ture aveva indovinato il lato, non riesce però a neutralizzare questa conclusione ravvicinata. Marsala tenta benissimo il controllo, mandando fuori tempo l'avversario. Lui che porta Marsala, altra apertura, precisa sulla corsa. Riesce bene a disegnare palloni per i compagni. De Luca passa, c'è Mineo che la chiama a rimorchio. E lui che viene servito, Mineo se la porta sul piede forte col mancino. Conclusione deviata, conclusione sporcata, strozzata. Non riesce ad andare in porta. Sarà rinvio, sarà calcio d'angolo per il Cus Palermo. Calcio d'angolo Cus. Salve. Giorno 15 la prossima caricata, da 15 la prossima caricata. Deve mettere Marsala, o lo spazio per il cross, lo trova, al secondo palo c'è solo Kumbo che la mette giù. Kumbo ancora di riflettere la prossima giocata, il Cus Palermo si accontenta della deviazione avversaria, si accontenta del calcio d'angolo. Mentre arriva Cannella dalla bandierina. poi ci mettiamo d'accordo la salute. Vai, vi! Cannella in mezzo, non trova i compagni. Amorello lotta, Graziano non vuole rischiare, la manda via più lontano che può. Il rinvio dal fondo per l'ottero San Ciro Giorgio. Giro palla l'ottero San Ciro Giorgio per la formazione ospite che vorrebbe ancora andare. Prova a salire, controllo errato, palla per Kumbo che allontana. E ancora salita la formazione di Marineo che cerca di andare sul lato, aspetta lì Capitan Barone, lascia che la palla rimbalzi e allontana per quanto può. Cannella vuole correre, rincorso da Pasqua contro San Vicente di Pasqua, dritto sulla palla, l'ultimo tocco è stato di Cannella, rimessa la 3 per l'ottero San Giorgio e Ciro. Errore sulle misure del passaggio, non viene trovato qui Leale, sarà rimessa con le mani per Corrao. Mineo difende questa palla, si gira bene. Mineo, lui che vorrebbe andare, resta lì, non riesce a prendere questo pallone. Poi Pasqua la toglie, riconsegnandola però a Marsala che senza voglia di rischiare ricomincia da dietro dal suo capitano. Barone. Cannella ancora. Resta lì Cannella, prova a aprire la conclusione col mancino.
Ha cercato anche lui di piazzare sul secondo palo, andando però fuori misura di poco. Rinvio dal fondo. Forse di Marineo mi hanno detto questo. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti di partita. Fin qui 4-1 per il CUS. Porta palla Leale. Cerca di avvicinarsi alla zona pericolosa, la perde, la toglie Marsala che dal suo ingresso in campo fin qui senza sbavature. C'è fallo, gioca per il vantaggio. Ripartenza CUS Palermo. Cercato Mineo ancora sulla corsa filtrante. C'è De Guardi che esce e la toglie. Allontana da lì, non arriva Mineo. Mentre si rialza Marsala. Ancora De Luca. Grande intervento in scivolata poi il difensore della formazione ospite. La manda in calcio d'angolo per il CUS Palermo. Minuto numero 81. 9 al 90esimo. Di testa sempre. E recupera. Vai, Combo! Si è messo in mezzo verso Mineo, anzi verso Cumbo, che al solito resta sul secondo palo, cerca ancora di tenerle viva, ma va del tutto fuori misura. Rinvio dal fondo Rotto San Giorgio e Ciro. Partita ormai che sembra già decisa, un po' di minuti, una decina di minuti. Si aspetta soltanto il triplice fischio del direttore di gara, nonostante il gol di Leale. Amorello a cercare Cannella, insiste ancora Amorello nonostante la gamba alta di Pasqua. Arriva ora la lettura del direttore di gara e calcio di punizione per il CUS, giudicata condotta di gioco pericolosa, questa del 14 del Rotolo San Ciro e Giorgio. Quindi gioco fermo, palla riconsegnata al CUS Palermo con questa palla inattiva, questo calcio piazzato. Barone vuole andare dritto in porta. Occhio che era buona qui l'idea del capitano di Mister Raccuglia. La manda alta di poco, un crossone potente, dritta verso la porta. Rinvio dal fondo per Rotolo San Ciro e Giorgio. Cumbo gioca da Marsala. Ancora Marsala, continua a portare palla non sentendo la pressione avversaria. Marsala passa nello stretto, supera il primo, poi si perde sul secondo. Troppo stretto, troppe maglie su di lui, non riesce nella prossima giocata. Cumbo Ma chi voleva crossare? Non voleva ritorna in possesso della formazione ospite che gioca sul lato, ripartenza, continua a correre contropiede Rotolo San Ciro e Giorgio. Vorrebbe andare l'incopertura, c'è Gaziano che ancora va in altro contrasto dritto sulla palla, contesto chirurgico fin qui partita senza sbavature della difesa CUS Palermo. Soltanto un gol subito, ma poche azioni, poche occasioni concesse agli avversari. Cumbo la toglie, Amorello all'ingresso della di rigore riesce a girarla a due tocchi, va in avanti Cannella, non arriva, c'è una scivolata, intervento scivolata di il giocatore numero 17 di Vincenzo Trentacosti che la ritrova e ancora si lotta. Arena instancabile, passa, la ritrova ancora Riccardo Arena, lui che vuole correre, la chiama meno sulla profondità, c'è pure tutto largo Cannella, servito a lui, palla intelligente, Cannella, Pasqua lo contiene riuscendo a chiudere un'ottima diagonale. Ancora CUS a insistere, Corraio in mezzo al campo, trova Marsala, Marsala vuole il tiro da fuori, rimbalzo che rischiava di sorprendere De Guardi, ma riesce comunque a leggere, a contenere questa conclusione alla distanza. Bravo Barone! Russo non riesce qui a tenerla, la prende Mineo, ancora larga destra c'è Cannella pure sul lato di sinistra De Luca, ma è stato sbilanciato in maniera irregolare. L'arbitro vede un'irregolarità e assegna calcio di punizione ancora, gioco fermo, gioco interrotto a 5 dalla fine, a 5 dal 90esimo. Vediamo chi andrà a battere. Fin qui si candidano in due alla battuta di questo calcio di punizione. Sono il 9 e il 10 del CUS, sono Mineo e De Luca. Vedremo chi dei due
andrà verso la porta, mentre ne chiede 3 in barriera De Guardi. Ora 4 su un uomo. Fischia l'arbitro, partono in 2, va De Luca ma la manda alta, altissimo dall'avversario, rinvio dal fondo. Ultimi minuti di gara, siamo veramente allo scadere, siamo agli sgoccioli. Cus Palermo vicino al alti 3 punti dopo la vittoria di settimana scorsa nella prima giornata per 8-0. Oggi riesce a vincere ancora, salendo ancora a punteggio pieno. Pasqua poi in mezzo al campo cerca di pulire questa palla nelle retrovie Russo, ricominciando da Pasqua che continua ancora con lo strappo, palla persa, la ritrova così a Morello. Cannella la vuole tenere in campo, la palla termina fuori oltre la linea laterale, pronta per la rimessa con le mani per l'Otero San Ciro Giorgio. Salita palla al piede, c'è Russo sul lato, è lui che viene servito. Russo continua a giocare lungolina, Leale, il giocatore che fin qui ha segnato l'unico gol per la sua squadra. Leale si accentra sul destro, vorrebbe il tiro sul primo, vola Touré, ma la palla era sull'esterno della rete. L'esplosività nelle gambe qui di Touré. Ma per l'arbitro c'è deviazione, l'arbitro ha visto un tocco del Cus, calcio d'angolo in favore dell'Otero San Ciro Giorgio. Soluzione corta, Leale. Russo la richiedeva, infatti la trova, ma letto anticipato da Morello. Scioglimento del passaggio, palla caduta buona però per Mineo, che può andare. Mineo lo aspetta l'avversario, continua a giocare lì, punta 30 costi. Mineo se la porta il mancino, vorrebbe andare sul secondo, cerca di piazzarla, non riesce. Rinvio dal fondo per la formazione ospite dopo aversi fatto quasi tutto il campo solo Mineo. Cercato una soluzione abbastanza complicata. Pasqua. Eccolo qui Pasqua, l'apertura verso il Russo, può correre sull'esterno, arriva Corrao che lo va a prendere. Russo gioca in mezzo, lancio del tutto fuori misura, impossibile da controllare per dal compagno. Rimessa laterale Cus Palermo, pronto Corrao a 2:30 alla fine a rimettere in gioco per i suoi compagni. Barone lancia direttamente verso De Luca che è più veloce. De Luca di testa prolunga verso Mineo, lascia ribalzare così 30 costi. Mineo contro Pasqua, arriva Corrao, la chiama e la riceve, gioca in mezzo a Morello. Marsala da fuori col tiro col mancino, ma fuori misura, corpo troppo all'indietro, palla alta. Lancio lungo, troppo fuori misura, buona solo per Touré che blocca e va giù. Bravo compà! Bravo compà! Blocca e va giù Touré. Marsala è lui che vuole portare, chiamato un altro inserimento, questa volta non riesce ad andare dietro sui piedi di De Luca ma la ritrova. Marsala ancora, vuole ritrovarla, sterza bene, Marsala alza la testa, pensa alla soluzione, gioca corto con Amorello. Bene Amorello. Corrao sale, va a dare densità anche lui in zone offensive. Corrao sul lato contro Pasqua, sterza, passa bene. Ora prova il cross, reazione di Pasqua, calcio d'angolo. Si procura l'occasione alla bandierina, qui il numero 13 del Cus Palermo, Corrao. Sarà calcio d'angolo che sarà battuto da Morello quando siamo entrati ufficialmente negli ultimi 60 secondi di partita. Vedremo se l'arbitro lascerà recuperare qualcosa. Morelli in mezzo per lo stacco di testa di Arena, che è riuscito a prendere bene il tempo ai difensori per impattare il pallone, va però fuori misura non indirizzandola perfettamente verso la porta. Rinvio dal fondo, De Guardi, se la lascerà ancora al compagno, sì, gioca però corto. 30 secondi al 90esimo, ancora non ci sono comunicazioni dell'arbitro sull'iniziata del recupero. Cumbo, Amodeo, la prende, gliela strappa De Luca mentre accompagna sul lato pure Arena. De Luca se la tiene troppo tre piedi, finisce per perdere, la recupera così Amodeo che gioca sul lato di destra dalla Gattuta, uno dei pochi giocatori ammoniti di questa partita insieme a De Luca, forse gli unici.
quando siamo entrati ora ufficialmente al 90esimo. Ancora non abbiamo comunicazione dell'arbitro sull'iniziare il recupero, forse lascerà andare le squadre nei spogliatoi senza extra time come ha fatto al primo tempo. Graziano accompagna la palla fuori, si continua a giocare con un rinvio al fondo dal lato di Touré. Touré corto, Kumbo, Arena, è lui che vuole salire e portare palla. Arena con l'esterno, troppo lungo, non può arrivare Mineo, forse ci continua a credere. No, palla troppo lunga, ci ha provato comunque l'attaccante Manuel Cus Palermo. Arriva ora il triplice fischio dell'arbitro al 91esimo di gioco, vince il Cus Palermo 4-1, 2 vittorie su 2, 6 punti e va a punteggio pieno la formazione di Mister Raccuglia. Io vi ringrazio per la compagnia, per la visione e per essere passati insieme. Un saluto e alla prossima da Filippo Alongi e grazie.